Cuando llegué a Perú, me sorprendió el cariño, la devoción muy bonita que aquí el pueblo peruano tiene a la Virgen María. Grazie per il tuo lavoro, padre David, ti ricorderemo sempre. I suoi ragazzi, la sua comunità, lo hanno voluto omaggiare così, con un video emozionante postato sulla pagina Facebook dei Salesiani del Perù. Il dolore è ancora forte per la scomparsa di Don David Facchinello, il missionario di 48 anni originario di Loria in Perù dal 2017, che ha perso la vita in un incidente stradale poco lontano da Cuzco. Il sacerdote, diretto all'aeroporto per raggiungere Lima e prendere parte all'apertura del capitolo ispettoriale, stando alle ricostruzioni dei media locali, era alla guida di un furgone nella tarda serata di martedì, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, precipitando in un burrone per circa 300 metri. Le immagini del recupero del veicolo testimoniano gli effetti del tremendo impatto. Con lui un passeggero che, pur ferito gravemente, si è salvato per miracolo. Un doppio filo di dolore lega il paese sudamericano e Loria in queste ore di lutto per la sua tragica morte. Domani a Cuzco alle 10:30, ora peruviana, verranno celebrati i funerali. In contemporanea, saranno le 17:30 in Italia, verrà recitato il rosario presso la cappella dell'Istituto Salesiano Sardagna a Castello di Godego. Un momento di preghiere in attesa delle esequie a Loria che verranno annunciate appena sarà possibile sapere una data certa. Quasi 20 anni di sacerdozio, Don David era conosciuto e amato tanto nella sua terra d'origine quanto in quella in cui operava con straordinaria dedizione. Un'esperienza che gli aveva insegnato la gioia di un popolo e la sua incrollabile fede, la stessa alla quale si aggrapperanno per dargli l'ultimo saluto tra le lacrime. De alguna manera me ha ayudado también a mí, como es mi devoción a la Virgen María. Tengo este cariño a la Virgen María Auxiliadora.